La mia avventura al Giro d'Italia comincia non appena arrivato sul ponte di Caneva. Dopo aver chiesto alla polizia municipale se potevo proseguire, sono andato a cercare un buon punto per osservare il passaggio della carovana ciclistica e per fare delle belle riprese. Amici, oggi giornata un po' stramba perché c'è il Giro d'Italia. L'altro ieri le previsioni sembravano che dessero come buono il tempo, poi invece ieri le previsioni dicevano che un po' si guastava e stamattina dalle mie parti c'era il diluvio. Non sapevo cosa fare, tanto che avevo anche pensato proprio di non venire a vedere il Giro per la tanta pioggia che scendeva. Poi il tempo si è cambiato, si è schiarito un po', è venuto il sole, poi è tornato nuvoloso, poi è tornato a piovere, adesso il tempo è molto variabile. Sono vestito un po' in maniera confusa anch'io perché non so come vestirmi, qua può venire un'acquazzone da un momento all'altro, adesso sto sudando perché fa caldo, comunque i ciclisti a brevissimo passeranno per questa via. Io adesso installo le telecamere e poi vedremo il passaggio dei ciclisti per questa 14ª tappa del Giro d'Italia, Cittadella Monte Zoncolan. Dopo aver piazzato le telecamere in punti strategici, comincia la lunga attesa del passaggio dei corridori. Nell'attesa si può andare giù, si può tornare su, si possono vedere le macchine della carovana passare, si può attendere, si può di nuovo tornare giù, si può ancora tornare su. Insomma, come avrete capito, l'attesa è interminabile. Sapevo gli orari di passaggio dei ciclisti secondo le possibili medie orarie che potevano tenere. Allora amici, ho sistemato 2 action cam più la telecamera che sto tenendo in mano. Adesso vi faccio vedere da dove arrivano i ciclisti. I ciclisti arriveranno sparati da questa curva qua. Io ovviamente mi sposterò con la macchina fotografica in modo da essere libero. Sapevo che il primo gruppetto dei fuggitivi aveva oltre 7 minuti di vantaggio rispetto al gruppo. Insomma, ero impaziente di veder passare il giro. Finalmente la macchina che segnala l'arrivo dei ciclisti. Ancora qualche secondo di attesa e poi eccoli. Come detto, sapevo che c'erano vari minuti di distacco rispetto al resto del gruppo, ma non conoscevo le strategie delle squadre e non sapevo se la fatica della salita per la forcella Monte Everest avrebbe frammentato o ricompattato gli atleti. Ecco un secondo gruppo di ciclisti, gruppo che comprende anche la maglia rosa. Non immaginavo che arrivassero così frammentati, ma ancora mi sembravano troppo pochi. Ecco un altro gruppetto. Ed eccone un altro. Probabilmente comunque buona parte dei corridori doveva ancora passare. Infatti... Dai, dai, dai!
Ed ecco la macchina che segnala la fine della gara ciclistica. Già che c'ero, non mi restava che fare un bel giretto sulle strade appena percorse del Giro d'Italia, di prendere un bel acquazzone, ma di tornare a casa contento. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo Giro d'Italia. Lucoral è stato qui. Un saluto in maglia rosa da Lucoral.